Ci hanno staccato sia l'ascensore che più di 8 anni guasto uno è un paio d'anni guasto, ci dobbiamo fare 8 piani a piedi, ogni tanto ci staccano l'acqua calda, ci manca l'acqua proprio, sparisce la corrente, se ne va e torna la corrente. Senza riscaldamento, con temperature che la notte scendono sotto lo zero, senza acqua calda, senza gas in cucina, con la corrente che salta, sostengono i condomini, se si accendono contemporaneamente un fornello elettrico ed una stufetta. Siamo a Favaro Veneto, in via Montecelo. In questa palazzina abitano un'ottantina di persone. Ci sono pensionati, disabili e anche tanti bambini. Da quando il loro condominio è passato sotto la proprietà di un immobiliare legato ad una società pubblica, affermano, sono iniziati i problemi. Abbiamo mandato una raccomandata di farci un contratto d'affitto perché continuare a vivere qua. E loro non ci hanno mai risposto, ci mandavano lettere di pagamento senza che nessuno si è mai fatto vedere. Da qui dovete andare via tutti però, credo. Sì, lo sfratto è per tutti. Ci hanno chiamato il tribunale il 30 novembre. Siamo entrati in aula dal giudice, abbiamo fatto la presenza e ci hanno mandato a casa senza farci sapere niente. Noi siamo anche disponibili ad andare via, però come si può pagare un appartamento 700-800 euro, uno che ne guadagna 500? Dove andare ad abitare domani finisce quasi col diventare un interrogativo secondario quando vivere in queste condizioni pone quotidianamente una serie di grandi e piccoli problemi. Una situazione complessa per la quale è in corso anche una causa legale, come conferma il presidente della municipalità di Favaro, Marco Bellato. Va detto che ogni situazione va ovviamente trattata nella sua singolarità, perché evidentemente se da un lato ci sono problemi di bambini, dall'altro ci sono problemi economici, con gli stipendi e via dicendo, quindi può essere che bisogna interessare diversi soggetti, insomma, però come municipalità, essendo il primo grado dove si possono rivolgere i cittadini, sicuramente un tentativo lo facciamo sicuro.